Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Buonasera, buon pomeriggio a tutti gli amici in ascolto sintonizzati sulle frequenze di Radio Napoli. Oggi, venerdì 12 giugno 2020, ore 19:43. Buona serata da Salvatore Alvino e Gaetano Donatellis. Buonasera Gaetano. Buonasera a te Salvatore e buonasera a tutti gli amici in ascolto. Gaetano, scusami se rubo 2 secondi prima di iniziare la puntata odierna. Voglio ringraziare con tutto il mio cuore e tutto il mio affetto a tutti coloro che ieri hanno permesso di fare la trasmissione su Radio Napoli del nostro talk sportivo Non ci rompete il calcio, perché sono arrivati i dati di ascolto. Gaetano, te li ho girati anche ieri a te sul nostro profilo personale di WhatsApp. Veramente i dati d'ascolto in questo talk sportivo vanno alla grande e ci ascoltano dappertutto. Gaetano, hai visto Cile, Brasile, Parigi, Francia? Perché passando al profilo professional ci arrivano i dati d'ascolto anche
a livello di mappatura da dove arrivano i click. Veramente un ringraziamento a tutti voi che pian piano ci state aiutando alla crescita della nostra iniziativa, quella di stare ogni pomeriggio insieme, ascoltando dal lunedì alla domenica, con i nostri pomeriggi insieme, con la musica che prepara Gaetano Donatellis e in più con le trasmissioni sportive dedicate al calcio dilettantissimo, campane e non. Approfitto sempre per ricordare la diretta live per domani sera ore 20:45 sempre su Radio Napoli della partita valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Napoli e Inter. Per chi non può guardare domani sera la partita in diretta, come sapete tutto sta sul canale della Rai, potete farlo tramite il vostro smartphone, PC o tablet, andando sulla nostra pagina ufficiale Facebook, che vado sempre a ricordare, Radio Napoli, pagina ufficiale di Radio Napoli. Come immagine del profilo c'è un cuore rosso disegnato all'interno del Golfo di Napoli, a fianco con il logo del Napoli con la scritta buongiorno. Lì basta mettere un mi piace e troverete quotidianamente i link delle nostre trasmissioni, oppure troverete i link dei nostri podcast di tutte le trasmissioni che abbiamo fatto finora. Gaetano, adesso è arrivato il tuo momento, quello di fare i saluti a tutti gli amici che ci ascoltano sin dal primo giorno dai gruppi Facebook, e perché oggi è anche una giornata particolare per te, ci sono anche degli auguri da fare, tutto per te, vai Gaetano. Ti ringrazio Salvatore e rinnovo i miei saluti agli amici dei miei gruppi, tutta la musica che è nel cuore, i gruppi dei balli di gruppo, municipalità, Totò Peppino la Mala Femmina, telefilm e film di altri tempi e tutti gli altri gruppi che adesso non sto qui ad elencare. Ti ringrazio di avermi ricordato, per modo di dire, che oggi si festeggia il compleanno di mio figlio Giuseppe, che compie 38 anni. Rinnovo a lui e a tutta la sua famiglia i miei migliori auguri da parte mia e di mia moglie. Inoltre, Gaetano, scusa, anche gli auguri da parte mia, da tutta la mia famiglia. Un abbraccio a mio cugino Giuseppe, che stimo tantissimo e voglio bene. Inoltre volevo fare gli auguri di un felice anniversario di matrimonio ai nostri amici Rosaria Paesano e Giuseppe Puglisi, con un forte abbraccio e tanti bacioni. Tanti auguri anche da parte mia e un ringraziamento anche a loro che ci ascoltano quotidianamente da Soccavo. Approfitto per salutare tutti gli amici che ci ascoltano da Soccavo, sono in tanti, perché diciamo la nostra famiglia ha radici nel quartiere, diciamo siamo di Soccavo, quindi abbiamo molte persone che ci seguono da Soccavo, e colgo l'occasione per salutare tutti. Gaetano, il primo brano che abbiamo ascoltato, che abbiamo usato anche come sigla, abbiamo messo Lamento Boliviano, che giustamente andiamo a dedicare a Giuseppe per il suo compleanno e a Rosaria Paesani e a Giuseppe Puglisi per il loro anniversario di matrimonio. Ho scelto questo, Salvatore, perché sono dei ballerini provetti, sia Giuseppe la moglie che Rosaria e Peppe. Oggi puntatone, diciamo che oggi più che mai ci devi delle informazioni, anche prima che incominciamo a sentire i brani in programma, del tipo di musica che andiamo ad ascoltare, e ci vogliono ulteriori informazioni ad ogni brano che poi andremo ad ascoltare. Oggi abbiamo fatto pomeriggio con Napoli da ascoltare. Gaetano, di che genere di musica parliamo della musica partenopea? Ho scelto un po' di generi misti, dal pop al rock, al rhythm and blues, al rap, al soul. C'è da divertirsi, insomma. Io quando ascolto questo tipo di musica, non lo so, a priori identifico questo tipo di musica a una Napoli che vuole rinascere, a una Napoli rivoluzionaria dagli anni 70-80 fino ad arrivare ai tempi di oggi, diciamo. Associo sempre, non so, un pensiero mio, la butto lì, un pensiero ad alta voce. Quando ascolto questo tipo di canzone, subito mi dà quel senso proprio di appartenenza. A parte che io sono proprio un neoberbonico malato identitario della mia terra, ho i valori della terra e li rispetto, della mia terra Napoli, diciamo.
Poi quando proprio ascolto questo tipo di brani, questo tipo di canzoni, mi viene ancora più forte il tipo di appartenenza al mio territorio. Il primo brano in programma, il brano si chiama Passione. Gaetano, tu in scaletta mi hai scritto Passione di James Senese. Tra tutti i link che ho trovato questo brano, solo di James Senese me lo dava solo con il sax, diciamo, ci dava solo quello del sax. In più ho aggiunto la collaborazione di Enzo Gragnanello, perché si sente dal sax di James Senese la voce di Enzo Gragnanello, che è anche uno storico di Napoli Centrale, giusto? Certamente. Allora andiamo ad ascoltare il primo brano in programma per questo pomeriggio. Il brano si intitola Passione, James Senese e Enzo Gragnanello. Gaetano, su questo brano cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? Posso dirti innanzitutto che James Senese è un nome d'arte, lui nella vita si chiama Gaetano, come me, Gaetano Senese, ed è nato a Napoli il 6 gennaio del 45, è un sassofonista, cantante. La canzone che andiamo ad ascoltare è del 1934, è stata scritta da Libero Bobbio, è musicata da Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente, e James Senese l'ha reinterpretata magicamente. Andiamo ad ascoltare Passione. Sente chissà chi sto momento tu anche pensa che fai tu mi misi in te vede nuvole che dolce non mi pesa sta croce che trascina per te te voglio te penso ti chiamo te vega te sento te sonno e l'annesce piensa che l'anno che sogno non buono che pace trovare E cammina, cammina, ma non sai dove vada. Io sto sempre ubriaco e non bevo mai vino. Ci fatto dovuto la Madonna la neve che mi passa sta fredda ora è bella la donna voglio che pensa ti chiama vega che sente ti sonno e nanna ci pensa che nanna a suo un po' più pace a trovare.
Ed eccoci qua rigorosamente in diretta, siamo sempre in compagnia di Gaetano Donatellis, il nostro prof che prepara quotidianamente tutta la musica che ascoltate su Radio Napoli, sia il genere di musica che la scaletta di brano per brano come va in onda. Gaetano, ti faccio ascoltare una voce sicuramente a te familiare, arrivano i primi auguri per Giuseppe, vi faccio ascoltare questo messaggio. Mi sto ascoltando adesso in diretta e ne approfitto per fare gli auguri a mio fratello di buon compleanno. Buon ascolto a tutti. Grazie Lucia, buon ascolto anche a te e grazie che oggi in maniera particolare stai in compagnia con noi, perché Gaetano, dico questo, di solito Lucia come ci ascolta? Gaetano, ci sei? Sì, adesso sì, me l'ho assentato un attimo. Lucia ha fatto gli auguri a Giuseppe in diretta tramite WhatsApp, ma ci ha mandato una nota audio. Ha detto che ci sta ascoltando in diretta. Mi viene da ridere perché di solito Lucia in che modo ci ascolta quotidianamente? No, è perché siamo andati noi in onda un po' più tardi e lei, quando andiamo in diretta precisi, diciamo 19, 19:15, lei è ancora al lavoro oppure per strada. Ascolta sempre la puntata del giorno prima a quest'ora. Invece adesso, tramite il nostro ritardo, ci sta ascoltando in diretta. Colgo l'occasione per salutarla, un abbraccio a te e a tuo marito Renato. Andiamo sempre di corsa con il prossimo brano in programma, dalla voce sempre del mitico James Senese e Napoli Centrale. Il brano si intitola Campagna. Gaetano, su questo brano invece cosa possiamo dire agli amici? Questo è un brano del mitico gruppo Napoli Centrale ed è stato pubblicato nel 1975. Volevo ricordare che Napoli Centrale come gruppo è nato dopo che i famosi showman si sono sciolti. E in questo gruppo entrò a far parte anche il nostro caro e compianto Pino Daniele. Andiamo ad ascoltare James Senese e Napoli Centrale in Campagna. Capo terrighi le vino tutte ore
Ed eccoci qua, siamo ritornati in diretta. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Hem, Senese e il gruppo Napoli Centrale il mitico brano Campagna. Ricordo e saluto tutti i miei cugini da Catanzaro, Maria, Pina che ci ascolta quotidianamente, Rosaria con le gemelline, a Luigi un abbraccio a tutta la famiglia Esposito che ci ascoltano da Catanzaro. Voglio ricordare Gaetano, perché ci faceva la domanda sul nostro gruppo WhatsApp di Donatellis la famiglia, che voleva ascoltare il grande Pino Daniele. Sicuramente ci saranno poi per tutti i generi di musica che abbiamo fatto una doppia puntata, una tripla puntata, anzi il mondo della musica è così grande e vasto che veramente per ogni artista e per ogni genere musicale abbiamo la possibilità di fare tantissime puntate. Al nostro ormai passato mese di trasmissioni quotidiane cerchiamo quando più brani e quando più generi di musica e artisti diversi da farvi ascoltare, per non essere monotoni sul genere di musica, brani o anche trasmissioni in dirette. Per chi vuole riascoltare i podcast che abbiamo fatto precedenti, degli artisti precedenti, potete farlo tramite la nostra pagina Facebook Radio Napoli, oppure scrivere su Google pomeriggio con puntini con 3 puntini e scrivere il nome dell'artista che vi va di ascoltare. Abbiamo fatto Pino Daniele, Nino D'Angelo, Little Tony, Celentano, Mina, Massimo Ranieri, Enzo Abitabile, pomeriggio no melodico, musica italiana anni 70, film e telenovelas. Abbiamo fatto tantissimi generi musicali. Certamente mancheranno ancora tantissimi. Gaetano, tu ci puoi essere d'aiuto su questo aspetto, diciamo. Ce n'è di musica da ascoltare ancora, no? Ce n'è, ne basta e avanti, ci vorrebbero centinaia di anni per ascoltarlo. Esatto. Quindi invito chiunque, per agevolarvi la ricerca potete andare, ripeto, sulla nostra pagina Facebook Radio Napoli, mettete il mitico mi piace e da lì scarrellate verso il basso e troverete man mano che scendete tutti i podcast delle puntate che abbiamo fatto e di tutti gli artisti che abbiamo trasmesso. Adesso andiamo di corsa ad ascoltare il prossimo brano in programma di Enzo Avitabile con i Bottari, Salvammo Moon. Gaetano, che informazioni possiamo dare agli amici in diretta su questo brano? Vorrei ricordare innanzitutto che Enzo Avitabile è un grandissimo artista napoletano, è nato nel 1955 nel popolare quartiere di Marianella e viaggia tra tanti generi di musica diversi, dal ritmo afroamericano alla musica artistica al canto sacro, e insomma è poliedrico nel suo genere. Andiamo ad ascoltare Salvammo Moon, Enzo Avitabile. Ci stanno gli alberi, ci stanno gli alberi, ci sta l'acqua.
E dalla mitica voce di Enzo Avitabile con in collaborazione dei Bottari abbiamo ascoltato Salvam Omun. Subito voglio andare ad ascoltare il prossimo brano in programma, sempre di Enzo Avitabile, uno dei miei brani preferiti, purtroppo la mia famiglia l'ascolta minimo 5-6 volte al giorno, quando sto o a casa o quando usciamo in auto, quando stiamo insieme. Purtroppo è una croce che si portano, che dà. È una delle mie canzoni che tengo in particolar modo, sempre tratta dall'artista Enzo Avitabile. Il brano in programma è Tutto uguale, sono che creature. Un brano veramente che è pieno di notizie e sentimenti. Che informazioni abbiamo su questo brano, Gaetano? Beh, ti posso dire che questo brano è stato tratto dall'album Salvammo Moon, Sì. e se ascoltato con attenzione fa venire di sicuro la pelle d'oca. Andiamo ad ascoltare Tutto uguale, sono che creature, Enzo Avitabile. Sniffa una collarin de busta, bagatati invece ancora un coppe mura. Stanno azzeccati e schizzi l'occhio dei guaglioni. Nini de favela stutta rapazzata, stelle scravugliate e l'una m'ha puciata. Pierzi che nire mamma africana, sporca chi ne fama non arrivano a di mano. Tutte uguali sono che creature, nessuna è figlia e nessuno. Tutte nate all'amore, si sa come si nasce ma si sa come si muore. Tutte uguali sono che creature, nessuna è figlia e nessuno. L'albanese è nato in mezzo al mare, attenta che so mangi nei piscicani. Comunque naso e con fucile in mano, a da fall'uomo si è serbo afghano. O molti stanno sempre stessa panna, ai piani di scarico magna un anno. Giuro che lo chiamando l'ittata in mezzo a via, non rende a pagamento per strane fantasie. Tutte uguali sono che creature, nessuno è figlio e nessuno. Tutte nate all'amore, si sa come si nasce ma si sa come si muore. Tutte uguali sono che creature, nessuno è figlio e nessuno. Non sanno studi su, sanno favola, non sanno mai deludere, non sanno mai tradire, non sanno abbandonare, non sanno far soffrire. Ti guardo sono che creatura. Invece ancora un coppe mura, nini de favela tutta rapazzata, pensi che nire mamma africana. Tutte uguali sono che
non si sa come si muore. Tutte quali sono che creature, nessuno è figlio di nessuno, nessuno. E dalla voce sempre di Enzo Avitabile abbiamo ascoltato il brano Tutte uguali sono che creature. Gaetano, adesso è arrivato il momento un po' di condividere un po' di statistiche con tutti coloro che ci permettono di andare avanti sempre in crescita con la nostra web radio. Un ringraziamento è doveroso farlo a tutti, perché veramente siete in tanti ormai a seguirci quotidianamente, sia con i talk sportivi sia con i talk di musica quotidiani dei nostri pomeriggi insieme in musica. Allora Gaetano, ti voglio aggiornare sulle statistiche. Su 2700 persone che ci hanno ascoltato, più 180 persone, allora 180 persone ci hanno ascoltato nelle trasmissioni live. In più ci sono state 2655 persone che hanno fatto i download dei nostri podcast. Allora, partiamo da una base di queste cifre. In percentuali, allora il 66% ci ha ascoltato dall'Italia, il 5,10% dalla Germania, il 4,10% dal Brasile, il 3,15% dalla Spagna, il 2,24% dalla Svizzera, il 2,12% dagli Stati Uniti, il 2,6% dal Messico, 1,81% dalla Francia, 1,63% dal Cile, 1,63% dall'Argentina e il 10,65% other dal resto del mondo. Diciamo in particolare le città, che ci sono anche le statistiche poi da città a città, dal 18% da Napoli, il 3% da Roma, poi mi segue con Milano, Bologna, Torino, Catania, Parigi, il 0,67% anche da Parigi, Santiago de Chile, il 0,67% delle persone i numeri che abbiamo detto prima ci hanno ascoltato anche dal Santiago de Chile, da Palermo. Veramente Gaetano, non so, sono numeri per me che sono impressionanti al momento. Ringraziando Dio vanno sempre in crescita. Cosa dici tu al riguardo sulla nostra crescita di questa web radio? Da questa idea che penso che stiamo diventando internazionali. Se va avanti così arriviamo anche sulla Luna. Voglio immaginare quando ascoltano per esempio in Cile la puntata odierna, voglio capire cosa capiscono. Un abbraccio a questo punto a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Svizzera. Quando iniziamo il nostro programma serale, i saluti devono essere internazionali. Gaetano, non ci possiamo fermare solo agli amici dei gruppi che hanno permesso di arrivare a tutto ciò, perché è anche soprattutto grazie agli amici dei gruppi Facebook che pian piano con le loro condivisioni, con i loro mi piace, ci permettono di crescere. Allora ci dobbiamo organizzare per i saluti internazionali. Allora andiamo di corsa con il prossimo brano in programma. Dalla splendida voce del maestro, lo chiamano il maestro Nino D'Angelo, o Schiavi o Re. Gaetano, oggi sei andato forte con i pezzi che hai scelto, diciamo, tutti i pezzi con una storia, un qualcosa da dire, un qualcosa da veramente di duro da ascoltare. I miei intenti erano altri, sapevo di pubblicare solo canzoni di protesta di quegli anni. No, ma infatti non mi veniva il termine, ma perciò ho detto sono duri. Proprio questa qua è specifica di Nino D'Angelo, penso che tu abbia scelto Schiavi o Re. Sì, no, l'hai scelto tu, io l'ho solo messa in on air. Va bene, allora l'ho scelto io e tu l'hai pubblicato. Volevo dire che, essendo io di sinistra, e non mi vergogno a dirlo, questo pezzo io l'ho fatto il mio inno personale, perché se ascoltato bene
è molto interessante, dice molte cose vere e sincere. No, Ricordiamo inoltre che Nino D'Angelo è nato a Napoli il 21 giugno del 57, quindi tra pochi giorni compirà 63 anni. Nella vita è un altro che si chiama come me, si chiama Gaetano, pure lui. tutti gli artisti di Napoli si chiamano Gaetano. E tu sei un artista allora, un artista presepiale, va? Mi passi questo termine, presepiale? Sì, esiste questo tempo. No, perché poi vedevo anche il prossimo fra due brani che poi andranno in un programma, c'è anche uno di Federico Salvatore, Se io fossi San Gennaro, e lì guarda, è un pezzo che parla proprio all'Italia, diciamo possiamo considerare una satira politica. Mamma mia, sì, infatti vedendo adesso in scaletta Nino D'Angelo con Lo Schiavo Re, e fra due brani Federico Salvatore, Se io fossi San Gennaro, ho captato subito il messaggio dove volevo arrivare, perciò volevo che tu non lo spiegavi ma lo dedicavi al nostro pubblico in diretta. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce del maestro Nino D'Angelo, O Schiavo e O Re. Sentite gente vicina e lontana, voi che tenete sulle suone stipate, ha tanto tempo che aspettate la fortuna e si ha cercato non va fa trovare nessuno. Sentite gente incantata a sto mare, non basta solo perché annanzi rimane, e chi sto treno che va pessa porta luna, l'anno deviato già in da casa e coccheruna. Ma come si fa dicere, viva l'Italia campana senza vivere, su un pan de guaia, ma come si fa dicere, viva l'Italia morendo sotto i rientrata, che fanno il lato. Oh, schiavi a te, sommano a te che ti piglio respiro, io male per scrivere. Oh, schiavi a te, la legge la vita che stai, o riesco so solo parole, non telecomando e una televisione. Sentite gente che braccia stancate, voi che fatica ma siete impantate, e dinte sacco vi portate l'onore, la libertà pigliata a schiaffo lo padrone. Ma come si fa dicere, viva l'Italia campana senza vivere, su un pan de guaia, ma come si fa dicere, viva l'Italia morendo sotto i rientrata, che fanno il lato. Oh, schiavi a te, sommano a te che ti piglio respiro, che male per scrivere. Oh, schiavi a te, la legge la vita che sei, o riesco so solo parole, non telecomando e la televisione. Oh, schiavi a te, la legge la vita che sei, o riesco so solo parole, non
E dalla mitica voce del maestro Nino D'Angelo abbiamo ascoltato il brano Schiave e Orri. Andiamo subito ad ascoltare il prossimo brano in programma dalla voce di Enzo Avitabile con la partecipazione di Pino Daniele, Ancora Tempo. Prof, che informazioni abbiamo su questo brano? Ancora Tempo è un brano che è stato tratto dall'album Black Tarantella e del 2012 questo album. 2012. Andiamo ad ascoltare Pino Daniele e Enzo Avitabile in Ancora Tempo. E ancora tempo, tempo ancora. E ancora tempo, ma l'acqua è sole. E ancora tempo, tempo, fortunatamente. E ancora tempo, o sienta. E qualcuno ti va bene e basta. E qualche cosa muore ma resta. E ancora tempo, E ancora tempo, rindo cor. E ancora tempo, amare e dolce. o sienta. E ancora tempo, tempo, russe ser. E ancora tempo. E qualcuno ti va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. E qualche cosa muore ma resta. Resta un bello giorno. E qualcuno ti va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. E qualche cosa muore ma resta. Resta un bello giorno. E ancora tempo, E ancora tempo. o sienta. E ancora tempo dalla mitica voce di Pino Daniele e Enzo Avitabile. Adesso viene il bello, viene quest'altro brano forte, deciso.
secondo me l'unico vero forte e deciso che ha fatto Federico Salvatore, perché poi gli altri brani sono stati generati anche con il doppio senso della maniera faziosa della musica napoletana. Però questo è veramente uno degli inni dei gruppi neoborbonici napoletani. Ce ne sono tanti di gruppi neoborbonici napoletani. Ebbi qualche anno fa, non so, vabbè, la fortuna, si può dire, ebbi la fortuna di conoscere un gruppo di neoborbonici al caffè del professore a Piazza Trieste Trento. C'è un appuntamento che io non conoscevo, non so Gaetano se tu lo sai, il sabato mattina, ora 10:30, 11, si vedono fuori al caffè del professore a Piazza Trieste Trento a Napoli queste persone che hanno un ideale forte della terra di appartenenza, fanno parte proprio del gruppo neoborbonico ufficiale. Ci sono anche gruppi su Facebook, pagine su Facebook, ma sono, diciamo, intellettuali del mondo napoletano, diciamo, professore, gente che ha scritto libri, parlano di politica, parlano del territorio. Tramite amici in comune ho avuto modo e piacere per una sola volta di conoscere questo tipo di persone, perché ero molto curioso e volevo anche io un aggiornamento personale su sta cosa, visto che non mi sento un patriota italiano. Allora, per curiosità mi misi ad ascoltare in un angolo tutte queste persone che parlavano del neoborbonico napoletano. Il brano in questione che andiamo ad ascoltare è di Federico Salvatore, Se io fossi San Gennaro. Prof, che possiamo dire su questo brano? Come dicevi tu, è un brano che rispecchia un po' la satira politica italo-napoletana. È un brano che lui ha scritto e pubblicato nel 2011. Andiamo ad ascoltare Federico Salvatore, Se io fossi San Gennaro. Se io fossi San Gennaro non sarei così leggero, con i miei napoletani io mi incazzerei davvero, come l'oste che fa i conti dopo tanto fallimento, senza troppi complimenti sarei cinico e violento. Vorrei dire al costruttore del centro direzionale che ci può solo bisciare perché ha fatto un orinale, grattacieli di dolore, un infarto nella storia, forse è solo un costruttore che ha perduto la memoria. Nei meandri dei quartieri di Madonne e di Sirene, paraboliche d'antenne sono aghi nelle vene, e nei vicoli di chiostri, di pastori e vecchi santi, le finestre anodizzate sono schiaffi ai monumenti. È come sputare in faccia ai Tangiò, agli Aragona, cancellare via le tracce di una Napoli padrona. È lo sforzo di cagare dell'ignobile pappone sulle perle date ai porci da Don Carlo di Borbone. È perciò che mi accaloro coi politici nascosti, perché solamente loro sono i veri camorristi, a cui Napoli da sempre ha pagato una tangente e qualcuno l'ha incassata con il sangue della gente. E nessuno dice basta per il culto della festa, e di Napoli che resta sotto gli occhi del turista? Via i vecchi marciapiedi che hanno raccontato molto, pietre laviche e lastroni, seppelliamoli d'asfalto. L'appalto, ma non posso più accettare l'etichetta provinciale e una Napoli che ruba in ogni telegiornale, di una Napoli che puzza di ragù di malavita, di spaghetti cocaina e di pizza margherita, di una Napoli abusiva, paradiso artificiale, con il sogno ricorrente di fuggire e di emigrare, e di un popolo che a scuola ha creato nuovi corsi e la cattedra che insegna qual è l'arte di arrangiarsi. Io non posso più accettare l'etichetta di terrone e il proverbio che ogni figlio è un bello scarrafone, e Mirone che forcella e la caspa del furbone che ti scambia con il pacco uno stereo col mattone. Se io fossi San Gennaro giuro che vomiterei la mia rabbia dal Vesuvio,
fare peggio di Pompei. E poiché ci ho preso gusto con la scusa del santone, io ritengo che sia giusto fare pure qualche nome. Chiederei a Pino Daniele che fine ha fatto, terra mia. Siamo Lazzari felici, quando io vado con Dio. Napoli è una carta sporca, Napoli è mille paure, ma per chi sti viganire sono passate sti creature. Da Pontano a Paisiello, Giulio Cesare Cortese, da Basile a Totonno Petito fino a Benedetto Croce, da Di Giacomo a Vigliani, poi Caruso, poi Parisi, da Totò ai De Filippo fino a Massimo Troisi. C'è passato Genovesi e Leopardi con orgoglio, la romantica Matilde e il mattino di Scarfoglio, Filancieri, Cardarelli, tutto l'oro di Marotta. C'è passata la Madonna che ora vedi a piedi grotta, un Luciano De Crescenzo, Bella Vista di Milano e Sofia che da Pozzuoli oggi parla americano, un Roberto De Simone che le ha preso pure il cuore, ora cerca di sfruttarla Federico Salvatore. Ma non posso tollerare chi si arroga poi il diritto di cambiare e trasformare tutto ciò che è stato fatto, di chi vuol tagliare la corda con la vecchia tradizione, di chi ha messo nella merda la cultura e la canzone. Io non posso sopportare che un signore nato a Foggia porta Napoli nel mondo e la stampa lo incoraggia, e che il critico ha concesso al neomelodico l'evento di buttare in fondo al sesso Napoli del Novecento. Perché ancora io ci credo e mi incazzo, ve lo giuro, che Posillipo e Toledo li divide un vecchio muro come quello di Berlino che ci spacca in due metà. Uno è figlio e Bucchina, l'altro è figlio di papà. Non è un gioco di parole, ma mi sento più sicuro coi progetti del passato e i ricordi del futuro. E alla fine del mio viaggio chiedo a Napoli perdono se ho cercato con coraggio di restare come sono. Oceanico applauso! E avrete capito perché lo amo! Allato. Mitico Federico Salvatore, Se io fossi San Gennaro, bella canzone, bella, forte forte forte. Gaetano, siamo arrivati alla nostra ora di registrazione, possiamo decidere quando vogliamo, di oggi, da ieri in poi, quando interrompere la trasmissione, perché siamo diventati ufficialmente profili professional. Allora vi facciamo ascoltare per non annoiarvi, e poi rinnoviamo anche Gaetano. Allora domani facciamo una cosa, facciamo un doppio appuntamento, facciamo ore 19, possiamo caso ma lo facciamo un poco prima, ore 18:30, se ci sei facciamo doppia puntata domani. Continuiamo con il genere musicale di oggi, Napoli da ascoltare, perché sono rimaste ancora tante canzoni, tanti artisti da ascoltare di questo genere di musica. E poi facciamo un'oretta insieme sempre su questi brani, e poi dopo vado sul collegamento della partita alle 20:45 per la partita Napoli-Inter di Coppa Italia, se per te non è un problema. Allora, no, fino adesso non ho un problema. Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma, andiamo ad ascoltare dalla voce di Enzo Avitabile, Man e Man. Prof, su questo brano che informazioni abbiamo? Man e Man è un altro brano di Enzo Avitabile che è stato pubblicato nel 2004, perché fa parte anche dell'album Salvamon. Gaetano, prima di far ascoltare agli amici che ci ascoltano sempre... Anzi, c'è una correzione da fare. Man e Man non è del 2004 ma è del 2012. Ho letto Rico per un altro, è tratto dall'album Black Tarantella 2012, va benissimo. Stavo dicendo, prima di far ascoltare il brano in questione,
voglio incominciare da te con i saluti finali, così facciamo ascoltare per intera la canzone di Enzo Avitabile. Vai con i saluti finali, Gaetano. Allora, senza prolungarmi troppo di saluti, ringrazio tutti gli amici che sono stati all'ascolto e che ci hanno onorato della loro presenza. Tutti gli amici dei miei gruppi, è inutile che sto ad elencarli. Buonasera a tutti, con un forte abbraccio circolare. Anche io mi allaccio con i saluti che ha fatto Gaetano per gli amici dei gruppi Facebook, che grazie a loro dal primo giorno siamo in diretta online su Radio Napoli. Un abbraccio a tutte le persone del gruppo WhatsApp Donatellis, la famiglia di tutta la famiglia Donatellis, agli amici che ci ascoltano da Catania, ai gruppi WhatsApp Trasferte di Napoli di Maurizio Palumbo, noi nostri phon, a tutti coloro che mi hanno ascoltato anche nella trasmissione di ieri nel talk sportivo Non ci rompete il calcio. Un abbraccio a tutti. Ricordo gli appuntamenti per domani. Incominciamo verso già in mattinata. Andate sulla nostra pagina ufficiale Facebook Radio Napoli, troverete la locandina per l'orario preciso, ma credo che possiamo andare in onda per le 18:30 per il proseguo di questa trasmissione del pomeriggio con Napoli da ascoltare, sempre in compagnia dell'ormai amico mio di viaggio Gaetano Donatellis, e poi per le 20:45 rinnovo l'appuntamento per stare insieme a seguire la partita del calcio Napoli contro l'Inter, partita valevole per la gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia. Un abbraccio a tutti, un ringraziamento da parte di Salvatore Alvino. Vi lascio con Enzo Avitabile ascoltando il brano Man e Man. La stella guardo mondo e dentro mondo si perde e chi tempesta in notte mare a diventa e la confonde panno e arrugginisce cannone nevero deserto sabbia Vesuvio mano e mano in sto freddo che fa o vento che viene o vento che va mano e mano sotto lo cielo azzurro o vento per sempre o vento mai più caro migna sancono Kele minye sankono, lulu balu minye sankono. Karo minye sankono, kele minye sankono, kini balu minye sankono. Dununya, 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 bekele ni bekano, bekano kumulu lelela, kambolo di nyoma. Bekano, bekano kumulu lelela. E chi non conosce oscura non può capire la luce, nessuno è savanato, ognuno è solo. La stella guarda il mondo e di non si muove e chi è per argento viaggia si ritrova e la confonde in ama arrugginisce catena e valigia con spava e paura da ieri